Buongiorno amici, oggi siamo all'interno della nostra azienda agricola e vi farò vedere la fioritura dell'olivo. Ma prima, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale così rimarrai aggiornato su tutti i nostri contenuti. Siamo all'interno delle nostre piante e stiamo monitorando la delicata fase della fioritura. Quei meravigliosi boccioli che abbiamo visto nei video precedenti sono ormai fioriti e infatti possiamo ammirare dei bellissimi e delicatissimi fiori bianchi che sono appunto le zagare dell'olivo. Questa delicata fase durerà solamente per pochi giorni. In questo periodo è molto importante che la pianta non soffra per stress dovuti al clima, quindi è importante che non ci siano eccessive piogge, che non ci sia troppo vento, affinché l'impollinazione riesca ad avvenire in modo corretto e che quindi la pianta non soffra tutti questi possibili stress climatici. Perché questa fase è molto importante, noi vediamo adesso tantissimi fiori, ma pensate che più del 97% di questi cadranno per terra e solo il 2 e 3% riusciranno poi ad impollinarsi e ad affrontare la fase dell'allegagione. E quindi con l'allegagione vedremo effettivamente quanti di questi fiori si saranno trasformati in olive, in frutti. Ma questo lo vedremo nei prossimi video, quindi rimani aggiornato. Se questo ti è piaciuto, iscriviti al canale, lasciami un like e rimani sintonizzato per non perderti neanche un video di tutta la campagna olivicola e insieme quindi potremo diventare dei veri esperti intenditori di olio extravergine di oliva. Ci vediamo al prossimo video e a presto!